Si compirono intanto i mesi di lei. Nel nono mese Anna partorì e domandò alla levatrice: che cosa ho partorito? E questa rispose: una bambina. In questo giorno, disse Anna, è stata magnificata l'anima mia, e pose la bambina a giacere. Quando furono compiuti i giorni, Anna si purificò, diede poi la poppa alla bambina e le impose il nome Maria. La bambina si fortificava di giorno in giorno e passavano intanto i mesi. Giunta che fu all'età di 3 anni, Gioacchino disse: portiamola al tempio del Signore, perché dobbiamo adempiere alla promessa. Chiamate le figlie senza macchia degli ebrei, ognuna prenda una fiaccola e la tenga accesa, affinché la bambina non si volti indietro e il suo cuore non sia tratto fuori dal tempio del Signore. Quelle fecero così fino a che furono salite al tempio del Signore. Il sacerdote la colse e, baciatala, la benedisse esclamando: il Signore ha magnificato il tuo nome in tutte le generazioni. La fece poi sedere sul terzo gradino dell'altare e il Signore Dio la rivestì di grazia ed ella danzò con i suoi piedi, e tutta la casa di Israele prese a volerle bene. Forse fu l'ora terza, forse alla nona, uscito qualche cigno sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, peggio, per buon esempio. Presero i tuoi 3 anni, li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna tra le mura discrete a consolarti il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo tra cibo e Signore, a misurarti il tempo tra cibo e Signore. E così Maria visse nel tempio del Signore. E all'età di 12 anni Zaccaria, il grande sacerdote, disse a Giuseppe: la sorte ti ha affidato la Vergine del Signore, abbine cura e custodisci. Quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità si tingeva di rosso. La tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si fruga la campagna, si batte la vita.
fosti tu Giuseppe, un reduce dal passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più, senza alcuna ragione, una bimba su cui non avevi